Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Bagnoregio in provincia di Viterbo, quasi 4.000 abitanti, 484 metri sul livello del mare. Il paese è conosciuto perché qui è nato San Bonaventura e per il suo borgo antico, la città che muore, Civita di Bagnoregio. Anche oggi abbiamo una puntata con tante curiosità. Iniziamo l'itinerario con il primo cittadino. Il comune di Bagnoregio è nell'Alto Lazio, nell'estremo nord della provincia di Viterbo, è un paese di poco meno di 4.000 abitanti che ha però come caratteristica un flusso turistico straordinario di oltre 220.000 presenze all'anno. Negli anni 600 Bagnoregio era una grossa metropoli per il tempo, poi divisa nel 695 da un terremoto e da lì nacque la separazione tra l'attuale capoluogo e la Civita di Bagnoregio, che è il nostro punto di riferimento e il volano attrattivo di tutto il nostro turismo. Abbiamo stretto, di questo vado orgoglioso, un patto di amicizia con la città di Assisi. Stiamo cercando di lavorare per far riconoscere Civita come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Il patto di amicizia con la città di Assisi è nato sul filo conduttore dei nostri santi patroni, Francesco d'Assisi e San Bonaventura da Bagnoregio, uno dei padri della teologia della Chiesa Cattolica, che è orgoglio della nostra terra, che è stata la motivazione che ha spinto il Santo Padre a venire in visita a Bagnoregio. Papa Ratzinger fece la sua tesi di dottorato proprio studiando San Bonaventura da Bagnoregio. Civita di Bagnoregio è, come dicevo, un attrattore importante per il nostro turismo, è una sorta di isola in un mare di argilla, ha dei problemi gravissimi dal punto di vista geologico, è una stratificazione di tufo e argilla che è sottoposto agli effetti erosivi del tempo, che quindi ne disgregano costantemente la rupe tufacea dove sorge, e quindi siamo costretti a intervenire costantemente per evitare il dissesto idrogeologico inesorabile. A Civita si accede soltanto con una passerella di cemento, purtroppo non bellissima, una passerella che però ha consentito negli anni 60, quando fu costruita, di non morire, di rimanere attaccata al territorio. Il confalone di Bagnoregio vede una corona torrita capeggiare sopra lo stemma comunale, che vede un drago verde a vigilanza della torre municipale, una torre importante sovrastata da un'altra torre, e poi abbiamo il leone a segno di forza e di nobiltà, e le chiavi di San Pietro, la chiave d'oro e la chiave d'argento incrociata, ecco, a sottolineare il dominio dei papi.
Andiamo ad incontrare il parroco di Bagnoregio in provincia di Viterbo che ci presenterà la concattedrale del borgo capoluogo, ma ci parlerà anche della chiesa dedicata a San Donato presente nel borgo antico di Civita di Bagnoregio. Ma poi restate ancora con noi perché arriverà il momento della gastronomia. Adesso ci troviamo nella cattedrale dedicata ai santi Nicola, Donato e Bonaventura. Questa è un'antica cattedrale che è nata dopo che l'altra cattedrale, che era Civita, è stata distrutta dal terremoto nel 1695, perché prima tutti quanti stavano a Civita, i canonici, il vescovo, eccetera, se non che dopo il terremoto, siccome la chiesa è diventata piccola, il paese si è spopolato, sono venuti tutti qui a Bagnoregio e a quel tempo si chiamava questa frazione, si chiamava Rota, poi si è chiamata Bagnoregio e allora da quel momento lì questa cattedrale è diventata cattedrale. Prima era solamente una chiesa collegiata, l'hanno ingrandita 3 volte, la prima volta l'hanno dedicata a San Donato anche, perché laggiù c'era il capitolo di San Donato e qui c'era il capitolo di San Nicola. Quando sono venuti su hanno unito i due capitoli e è diventato capitolo San Donato e San Nicola. Poi ancora una volta è stata ancora ingrandita e è stata chiamata Cattedrale di San Nicola, San Donato e San Bonaventura per la 3ª volta. Quindi noi facciamo una festa dei 3 titolari 3 volte all'anno praticamente. Fino al 71 abbiamo avuto il vescovo e la diocesi, dopodiché invece siamo rimasti senza vescovo, praticamente quello di Viterbo. Il 6 di settembre del 2009 in questa cattedrale è venuto il Papa Benedetto XVI, si è inginocchiato dinanzi al Santissimo Sacramento, poi è andato a rendere omaggio a San Bonaventura, Santo Braccio, che è l'unica reliquia che è rimasta perché lui è morto a Lione, San Bonaventura. Gli ugonotti hanno distrutto tutte quante le reliquie, quindi anche il corpo di San Bonaventura, non si è più saputo dove è andato a finire. E poi però 70 anni prima era stato prelevato il braccio destro di San Bonaventura durante una esumazione e portato a Bagnoregio. Ecco, quello ci è rimasto appunto perché è stato portato via prima del tempo, prima che arrivassero gli ugonotti. A Civita di Bagnoregio c'è l'altra cattedrale, è uno stile antico, è molto bello, sembra che sia stata elevata su un tempio pagano, per cui sotto c'era un tempio pagano, almeno si dice così. A Civita c'è un crocifisso molto bello che è del 400, forse di scuola donateliana, non so, perché non è facile poter stabilire di che anno sia. C'è tantissima devozione verso questo crocifisso e intorno a lui c'è tutta quanta una tradizione degli abitanti del luogo, i quali sono gelosissimi e lo portano su raramente, o meglio mai, perché solamente la sera del Venerdì Santo viene portato a Bagnoregio, si fa la processione dentro il paese e poi si riporta sempre di notte a Bagnoregio con qualunque tempo perché non accettano che rimanga qui da noi. Andiamo a scoprire la genuina e saporita gastronomia di Bagnoregio in provincia di Viterbo.
Benvenuti a Civita di Bagnoregio, siamo al ristorante Osteria del Ponte che si affaccia proprio sul ponte di Civita e come potete vedere qui abbiamo dei prodotti tipici insaccati, salami, salsicette di cinghiale che possono essere serviti come antipasti e anche in questo periodo delle verdure diciamo di stagione che possono essere preparati anche per degli antipasti che sono gli asparagi e poi abbiamo il finocchietto selvatico che va messo nelle zuppe dei fagioli, nelle zuppe di ceci. Poi abbiamo dei primi, qui un esempio con dei picciarelli all'antica che sono degli spaghettoni grandi con acqua, sale e farina e conditi con un sugo di tipo ragù con della pancetta. La zuppa di ceci, che è una zuppa abbastanza povera, ma i legumi sono alla base un po' della nostra cucina, dai fagioli ai ceci alle lenticchie. Poi abbiamo dei fagioli pasticciati ai funghi porcini, dell'agnello alla cacciatora che viene cotto con vino bianco al salmì con della salvia e del rosmarino. Della coratella di agnello con della cipolla, cotta sempre con vino rosso. Del cinghiale che viene marinato almeno una notte con vino rosso e alloro, ginepro, salvia, è fatto in padella con olive nere e cipollini in agrodolce. Del baccalà con uvetta, che è tipico della zona, è una ricetta molto antica che veniva cucinata anche per la disponibilità del baccalà che veniva mantenuto per tanto tempo, con dell'uvetta e della cipolla. Dei dolci tipici che sono i tozzetti con vin santo o comunque accompagnati con un vino passito delle cantine di questa zona. E dei dolci secchi, delle crostate accompagnate con una pera picciola tipica immersa nel cioccolato fondente o dei semifreddi, dei gelati al cioccolato e al caffè. E il tutto viene accompagnato con degli ottimi vini locali che possiamo vedere un Calanchi di Vaiano che prende il nome proprio dai calanchi qui della zona, che è uno Chardonnay, un monovitigno. Poi abbiamo del Grechetto, sempre un monovitigno di una cantina sempre che si affaccia qui nella valle di Civita, e poi abbiamo dei Merlot come rossi. Visto che vi ho elencato e descritto i nostri piatti tipici, potete venirli ad assaggiare qui a Civita di Bagnoregio e vi aspettiamo. Andiamo a scoprire il nuovo gioiello del borgo antico di Civita di Bagnoregio in provincia di Viterbo, il Museo Geologico e delle Frane. Siamo nel Museo Geologico e delle Frane di Civita di Bagnoregio, situato in un bellissimo palazzo, Palazzo Alemanni Mazzocchi, una struttura rinascimentale. Il museo documenta la storia di Civita, delle sue straordinarie e uniche bellezze naturali, racconta la vita dei suoi personaggi più illustri che vanno da San Bernardo a Sant'Ildebrando, a San Bonaventura e anche ad altri personaggi minori. Inoltre racconta la sua storia che è percorsa da splendori e decadenze e infine purtroppo anche ad un declino
dovuto più che altro, soprattutto, alla sua struttura geologica che l'ha portata ad essere, diciamo, un esile fungo su di una valle alla cui destra c'è il Rio Torbito e alla sinistra il Rio Chiaro. Inoltre, questo museo mette in evidenza gli sforzi che sono stati fatti proprio per arrestare questo degrado. Sforzi dovuti a delle personalità che si sono interessate anni addietro e si interessano tuttora, tipo per esempio anche l'Associazione Civita, tanto è vero che questo museo è dedicato a Gianfranco Imperatori, che è stato l'anima di questa associazione che ha preso un po' a cuore la difesa del degrado di Civita. Bisogna che per Civita intervenga a livello nazionale una legge speciale per poter arrestare questo degrado. Inoltre questo museo è dotato di una collezione di fossili del periodo pleistocenico, periodo in cui, quindi parliamo di circa 2 milioni di anni fa, tutto questo territorio era ricoperto dalle acque. Quando si sono ritirate sono apparse le argille sabbiose, sulle quali poi in un secondo tempo e a più riprese hanno vomitato proprio le scorie dei vulcani del sistema vulsineo. Quindi hanno creato questo pianoro straordinario, che è stato preso in considerazione in tempi logicamente più recenti, ma sempre antichi per noi. Parliamo dell'epoca villanoviana addirittura, oppure dell'epoca del ferro o del bronzo, dove magari i primi pastori effettuavano quella transumanza dai guadi del fiume Tevere fino a Bolsena. E poi questo pianoro fu scelto dagli Etruschi. E poi, dopo logicamente gli Etruschi, i Romani e poi via via la storia di Civita, che ha una storia, diciamo, più splendente nel periodo medievale, basso medioevo, e nel periodo, diciamo, rinascimentale. Poi dopo, da lì, incomincia il proprio declino. Io vorrei comunque concludere magari con un concetto che è stato ripreso dal professor Michelangelo Caggiano di Azevedo e che dice in questa maniera: il declino di questa città non è condiviso dai fieri abitanti di Civita e non è meritato dalla sua storia e è inaccettabile per la stupenda, straordinaria struttura urbanistica, e inoltre, diciamo, è rifiutato o suscita un moto di ribellione per tutti quelli che hanno a cuore il bello, la cultura e la storia. Andiamo a conoscere le tradizioni di Bagnoregio in provincia di Viterbo. Le tradizioni di Bagnoregio
Vanno dalle attività culturali come quella del Centro Studi Bonaventuriani, del Civitarte, del jazz, sia alle tradizioni culturali e gastronomiche delle sagre delle nostre frazioni e di Bagnoregio stesso. Si parte dall'inizio dell'anno, cominciando con gennaio, dove c'è la benedizione tradizionale degli animali, alla festa del Carnevale a febbraio. Si va poi ad aprile, dove ci sono le processioni e le manifestazioni riguardanti il Venerdì Santo, dove si esprimono nel loro migliore modo i comitati locali. Si va avanti poi a maggio, dove la Proloco organizza Fiore di Maggio, che è un mercatino di prodotti locali che comprende anche delle tavole gastronomiche. A giugno la manifestazione tradizionale più importante si svolge a Civita e è la manifestazione della tonna, dove ci sono degli asini che vengono cavalcati a pelo e fanno un percorso circolare nella piazza di Civita. Sempre a giugno c'è un'altra manifestazione di rilievo dal punto di vista culturale, che è il convegno del Centro Studi Bonaventuriani, dove viene messo in evidenza il pensiero di San Bonaventura e attualizzato ai giorni d'oggi. Per quanto riguarda invece la stagione estiva, è molto ricca soprattutto di feste patronali e di sagre. Si parte dalla Sagra del Cinghiale, che si svolge nella frazione di Vetriolo, alla Sagra del Coniglio, che invece è ad agosto e si svolge a Bagnoregio. Altre attività culturali estive sono appuntamenti fissi, quali il jazz e Civitarte. Sempre a luglio c'è la festa del Santo Patrono, San Bonaventura, nella quale viene fatta una processione serale dove si porta il Santo Braccio, molto suggestiva. Per concludere l'anno sia il presepio vivente, che viene svolto a Civita, e è molto suggestivo anche perché il paesaggio è molto bello e viene svolta di sera, ben illuminato e molto bello da vedere. Anche Bagnoregio, in provincia di Viterbo, ha il suo dialetto. Ascoltiamolo. Veniteci a trovare, vi aspetto. Credetemi che Civita vale la pena a vederlo, ve le faccio visitare di sana pianta, perché è bello, qualsiasi angolo che guardiamo è molto importante. Civita è la mamma di tutti, non è solo di Civita, è di tutto il Lazio, perché San Bonaventura è nato in questo paese, vissuto fino a 17 anni, poi da qui è andato in Francia, dove che è morto e noi non ci avevamo più notizie, ci avevamo solo piccoli ricordi. La casa di San Bonaventura è un po' trascurata, ma ancora c'è un'insegna. Il comune di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, con il suo borgo antico, Civita di Bagnoregio, vi aspettano, come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non solo con gli occhi, ma anche e soprattutto con il cuore. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Viva l'Italia e ciao!